Oh, qua è Morpheus e oggi voglio parlare di una cosa. Ovviamente, come al solito, c'è sempre da scegliere o la pillola blu o la pillola rossa. Ci volete la pillola rossa? Vi faccio sapere anche una cosa oggi e vi spiego da dove proviene lo modo di dire lo piccione di Mehmet oppure lo pesce di Mehmet, no? Famosissima dalle nostre parti. Non ci volete sentire sta cosa, vi pigliate la lupinnolo blu e ve lo scattericiate in culo, ok? Una volta che abbiamo stabilito sta cosa, potremmoci innanzi. Allora, innanzitutto, lo piccione di Mehmet e lo pesce di Mehmet. Due cose parecchio differenti. Ovviamente, siccome in Italia siamo abituati che parecchi libri non ci arrivano, certe volte lo corriere arriva allo confine e non ce la faccio con le porte in Italia. E siccome io sono Morpheus, quindi tengo un sacco di biblioteche appunto mia che posso leggere tutti i cazzo di libri che voglio io, quando voglio, anche perché, capito, tengono un Matrix sotto le mani. Quando cazzo gliela sto perdere a Nio che non capisce un cazzo. Aveva anni e anni che cerco di spiegare quello pezzarrone, ma non capisci niente. Comunque, diciamo innanzi senza perdere tempo. Sto libro lo potete trovare solamente in altre lingue, tranne che in italiano. Quindi, mo ve lo spiego io perché saccio tutte le lingue del mondo, ovviamente. Allora, innanzitutto sono due pagine, quindi non vi pigliate paura, non ci stiamo qua a scuola che mi c'è fanculo. Anzi, qua assai meglio della scuola perché la scuola dice solamente puttanate. Andiamo con ordine, ok? Ma capì, qua c'è significa da dove proviene l'upiccione di Mehmet, perché noi lo utilizziamo pure in Sicilia, se non mi sbaglio, e se non erro pure in Calabria, però sono sicuro che in Sicilia lo usano, a Lecce sicuramente, in Puglia non si sa per quanto vanno lo usano, e niente. Poi ci sono pure le varie cose, diciamo, l'upiccionazzo da Mehmet, tutte quelle abbellimenti che mettiamo, però. La ragione che sto parlando in dialetto è di uno che mi piace parlare in dialetto, due che questa informazione la posso dare solamente a quelli che conoscono il dialetto, e tre che è una conseguenza della ragione numero due, è che abbiamo provato a fare anche una cosa in italiano, ma YouTube a quanto pare censura praticamente tutte cose. Quindi, che cazzo ne saccio? Non ci si può parlare, non si può dire gli astemmi, non si può fare niente. Peggio della chiesa praticamente, va. Quindi a proposito di chiese, facciamo innanzi e vi faccio vedere che succede qua con queste tre pagine di questo libro. Che poi alla fine vi dico che il libro è, così magari con uno di voi strazza in inglese, magari si può capire, insomma, chiudo con una cosa, può capire dove cazzo non hanno tutte le religioni, da dove vengono, tutti i simboli. Una volta che leggete questo libro e trasite una chiesa, capite tutte cose. Vedete i simboli, tutto va e dice, ah, questo per quel motivo. Vabbè, diciamo innanzi, qua c'è scritto Matrix, avete visto? Fuori da capo. Vabbè, c'è dice qua, entro il primo paragrafo. Allora, le forme che sono illustrate qua entra la piattaforma 48, che sarebbe questa qua, vedete? Ricordatevi che parliamo sempre dell'upiccione di Mehmet, la vera storia dell'upiccione di Mehmet. Qua parliamo di storia vera, non di quelle puttanate che sentite dalla mattina alla sera a radio DJ. Qua dici che sono basate su delle variazioni della forma ovale e sono intesi che illustrano una delle varie mode praticamente nella quale sta forma, quella ovale, è stata praticamente usata per simbolizzare la arga, arc, anc o matrix, capito? Cioè tutto collegato, mannaggia la muerte. Della mamsa universale, del principio della mamma universale, che sarebbe la madre terra praticamente. Ma in Egitto le variazioni della forma ovale, come un occhio praticamente a forma fallica, erano dipinte sopra le mura delle tempie, sopra le porte, e come simbolo praticamente della sempre vergine Isis. Camo, guarda caso c'è coincidenza, ISIS hanno fatto la cosa delle terroriste, ma vedono poco.
Comunque, siamo innanzi, quindi sta sempre vergine Isis. Qua parliamo ancora dell'Egitto, ancora lo piccione mamma non ci muovato. In vari arrangiamenti è ancora dipinto sopra, sopra la fronte praticamente dei cristiani in India, come un marchio praticamente di castità. Hai capito? Quindi sto pesce praticamente forma ovale, vedete qua tutti vanno e vi ricordate, poi più avanti vedremo, ci sono un sacco di robe in tale chiesa che sono sempre di questa forma di ovale qua. Morrovamo, non vi preoccupate. Quindi qua dice sta frase qua, penso che la capite, che gli organi femminili praticamente in India sono chiamate dalla parola yoni, pronunciato yun or yin, non sapevo, ma noi la chiamiamo yoni. Le lettere I, J e Y erano praticamente scambiabili, quindi come cazzo volevano loro potevano cambiare Y, J e I praticamente, non ne tengono tanti problemi in India, va, come vogliono loro, zeccano e cangiano. E lo erano pure le lettere U e lettera O, quindi Ioni nella parola ebrea praticamente Iune significa Dove. Oh, mo questo qua tutti quanti dice Dove c'è cos'è lo sapone? No, non c'è lo sapone. Potremmo c'è controlliamo c'è cos'è Dove, che dovrebbe praticamente pronunciare Dove in inglese, ma comunque mo mettiamo animal e poi scriviamo Dove. Vediamo c'è cosa esce fuori. Nah! Lo piccione! Ma la vedono poco qua, ecco qua, lo piccione. Quindi, ricapitolando, torniamo a noi qua, Dove, lo sapone praticamente, lo piccione, sapone face pure rima con piccione, ci pensate un attimo. Quindi proviene dalla lettera ebrea Yune, che è praticamente una che proviene dallo sanscrito, non mi ricordo mai come cazzo si pronuncia, pure ci sono Morpheus, la parola Yoni in India, che significa questo, l'organo femminile, sessuale. Generative significa genera, no? È ovvio, genera la vita. Quindi, l'upiccione di mamma è non, tutti quelli che si chiedono ma c'è l'upiccione? Non ci assomiglia manca l'upiccione, no? Proviene da questo qua, quindi dal sanscrito addirittura, quindi vuol dire che noi in Puglia teniamo, vai che cazzo di influenze. Fangolacci la stramuerta a tutti i razzisti di questo mondo. Quindi è probabile che in Puglia praticamente proviene da vecchie usanze sanscrite, addirittura ebree, tutte quante immiscate. Probabilmente gli ebrei, la parola yune ebrea proviene appunto dello sanscrito che è Yoni, che veniva appunto dall'India. Quindi, diciamo innanzi, va, comunque non mi ha capito pure c'è poi entra lo pesce di mammeta, no? Ma c'è a vedere che cazzo significa quello pesce di mammeta, perché non c'è solo piccione, c'è pure lo pesce di mammeta. Non posso dirlo, ma stava una persona appunto che si faceva, il soprannome era appunto pesce, non vogliamo ovviamente dire, ma è appunto era una di facili costumi, insomma, va. Oh, ciao Nancy, Ione, Iune, che significa quindi piccione, un simbolo femminile, c'è scritto qua, Iona, Ioannes, quindi Giovanna, Giovanni, praticamente proviene sempre da questa radice, va, e quindi niente, ho capito qui Giovanni e Giovanna dove provengono, insomma. Non solo, io penso pure qua che il greco ci mette anche Io, Iona e Ionia, e praticamente, che dico, questo è lo mare pure ionico, no? Non vi ricorda niente? Vabbè, il nome latino Iuno, Iove e Jupiter, che qua sarebbe Giove, probabilmente derivavano dalla stessa radice, ok? Quindi Giove, Ionico, Ionia, Iove, tutti quanti provenivano appunto dall'upiccione, che sapete che cosa significa. Poi figura 4 sulla 49 è l'undicesimo, XII secolo,
è un palo fallico, o lo chiamano linga, da un tempio a Ambar Magalam, India, dove è praticamente incisa una figura che rappresenta il dio Siva, o mi sa che si pronuncia Shiva, che sta praticamente dentro una ioni, quindi entra a una forma ovale che ricorda appunto lo piccione. E infatti potete vedere qua, questo qua, mi sa che sta probabilmente con la pizza tosta, anche perché era un segnale del passato. E vedete che insomma, mo fra poco arriviamo in campi un poco più complessi, però che ci riguardano, perché qua parliamo di religioni indiane, fra piccoli arrivavamo con lo pesce, arrivavamo a curare nuestri, roba di pace, insomma. E qua niente, qua o che dico, c'è pure bisogno che diciamo c'è cosa assomiglia a sta cosa, qua c'è Shiva che stesse appunto dentro un piccione, tutto per significare che appunto questa genera la vita, id stesse al di fuori di questo, insomma. Torniamo dove stavamo prima. Speriamo che quelli che tenono lo smartphone e che non si catturano un computer riescono a leggere qua. Però se non ci riuscite a leggere, mettete un paro di occhiali oppure avvicinate lo cazzo di smartphone, facciali i wake, insomma, va. Dopo tutto avete pigliato la pillola rossa. Vabbè, India, nella figura 5 lo stesso dio è rappresentato in una maniera simile, sempre sopra una linga, che sarebbe appunto lo ioni, ci avete ricordato prima, è un sinonimo praticamente. E dove stava qua? Dal Dasavatara, la cava di Dasavatara, dove? A Ellora. Se vediamo la figura 5, che cazzo è? Questa qua sarebbe, né? Questa che vedevamo prima. Quindi vi ricordate che questo libro comunque è tutto documentato, vedete tutte qua le didascalie sotto, ci vedete trovare i libri dove sono documentate tutte queste cose, esistono, quindi non è che non è che ste leggiamo Topolino, ma per dirla. Allora, diciamo innanzi, nell'antico Messico questa forma, la Ioni praticamente, quindi lo piccione, era associata con le rite del Salvatore. Vabbè, ci conoscono poco. Lore, mannaggia le muerte. Lore, dove cazzo stai? Lorenzo praticamente stai in Messico, quindi tu sai pronunciare sta cosa. Comunque dovrebbe essere Quetzalcoatl, una cosa del genere, va? Era lo dio messicano delle Maya. E vabbè. Quindi questo qua pure stava entrando piccione. Oh, diciamo innanzi, come noi avviciniamo allo pesce di mamma, l'ovale a forma puntata era usato in Europa durante il Rinascimento come una cornice per i dipinti e anche per le finestre, a quanto pare. Ok? Una delle correnti popolari enciclopediche. Oh, qua sto faccio sempre al volo, quindi non mi cagate lo cazzo. Che forse c'è qualcuno di voi che sta legge sta cosa non sa dice manco hello in inglese. Quindi, una delle correnti popolari enciclopedie descrive le origini che sono dovute praticamente all'uso degli artisti di dipingere sempre l'aureola oppure le raggi di luce attorno alla capo della Vergine Maria, Cristo e gli Apostoli. Quindi era comunque diciamo, un uso e costume degli artisti che facevano questi raggi di luce, credo, la capa a forma pure di aureola. Quindi l'aureola, che se non ci sapete, Halo non c'è solamente un videogioco per la PlayStation, ma significa pure aureola, era praticamente gradualmente allargata, si dice, fino a quando non ha proprio praticamente racchiuso tutta la figura che veniva rappresentata. Quindi praticamente ha partito come un'aureola, ha sospicciato che era un piccione gigantesco e mettevano inta l'apostolo e tutti quei dolori che stavano.
Tant'è che questo artista tedesco, Albrecht Dürer, ha trovato una versione migliorata per fare sta cosa. Praticamente ce faceva questo qua, faceva due cerchi precisi, tipo così, no? Però invece quello li faceva così, come ho fatto io, li faceva così. Così, vabbè non c'erano cerchi precisi, ma mo capite ce sto dico. Così. E qui di mezzo, praticamente qua si creava la vesica, come si chiama in la vecchia lingua, insomma, sto lupiccione praticamente. Qua stava lupiccione. Quindi io faceva due cerchi precisi, così ne veniva fuori praticamente con lupiccione a centro, qua, ok? Quindi non ne futta niente, ma artista tedesco qua si era inventato sta puttanata. Vabbè, c'hanno innanzi, qua sto, non vi ricordo, vi dicono tutto dove viene tutte queste immagini. Sto libro è veramente forte per chi sa leggere l'inglese, ve lo consiglio. Poi buona fortuna, tornate a casa e cercate quello spiegato dai genitori vostri che significa. E praticamente vi levano la paghetta, vi levano la macchina e vi disederano praticamente completamente. Però avete pigliato lo pinnolo russo, quindi vi da venire con me com'è che diceva, in talatana dal bianconiglio, le stramuerte sue, dove cazzo stai appoggiato. Cenonanze, mo arriviamo allo pesce, ok? La figura 33 non ce la tengo qua, ve la faccio vedere dopo. Quindi quando sto cazzo di artista tedesco faceva sta cosa, usciva fuori appunto la vesica Pisces, sta scritto qua. In pratica quello che dice praticamente la bocca del pesce, del pesce e in pratica assomiglia appunto a un piccione, non lo piccione animale, ma lo piccione l'apparato diciamo riproduttivo femminile. Quindi il pesce è noto praticamente simbolo sessuale che viene usato a menadito in tutte le religioni, compresa quella cristiana, non avevi pigliato paura. Quindi Cenonanza, a dispetto di questo mito, come dire, non gentile ma educato, comunque, dice lo cristiano che si scrive qua, le varie illustrazioni, le molte illustrazioni qua riprodotte, fanno vedere senza ombra di dubbio che questo simbolo tiene la stessa significanza, lo stesso significato agli artisti del Rinascimento e vi invito a guardare tutte le dipinte del Rinascimento, questo cazzo di pesce e piccioni stai praticamente dappertutto, in tutte le dipinti religiosi e non. Quindi ora ci pigliamo la seconda pagina che ne, no lo piccione qua, che praticamente ne faccio vedere un poco, dov'è? Ah, eccolo qua, qua mettiamo mani a luoghi strani, approfondimento su Blue Pesce di Mammeta. In due pesce di Mammeta, questo è il titolo del libro. A proposito, che cazzo stai facendo? Aspettate che qua che fa una cosa con fotopizza qua, che se no non c'è Benji. Vediamo mo. Ah, manco così mi piace. Sì, rimanete da, tanto non tenete un cazzo da fare. Mi rompete le coglioni. A posto, così poscia è buona. Ecco, io vi consiglio di fare una lettura del genere in qualche scuola. Andrà veramente bene. Vabbè, allora qua dici ecclesiastici, qua lo scanner non c'è venuto buono, ma io lo so, c'è scritto l'Oriente per... ah sì, ste diciamo prima, praticamente sto modo di fare era usato anche non solo dai l'artista del Rinascimento, ma questa cosa viene dall'Oriente da 3 o 4 mila anni fa. La Madre Vergine, particolarmente, era spesso rappresentata come de ponte entra una cornice di questa forma, come visto prima, no? Infatti, mo, figura 2,
piattaforma, illustrazione 50, dovrebbe essere questa qua. Eccolo qua, quanta cazzo ne abbiamo visto di questi qua. Stessa cosa prima, stessa cosa di quel tizio da tedesco, come faccio vedere, c'era fatto, era fatto praticamente così. Facevano un cerchio così, poi facevano un altro cerchio così, e così era creato praticamente la forma del pesce, praticamente. E mo diciamo innanzi, intanto c'è da dire che lo pesce appunto è collegato con l'apparato riproduttivo femminile, appunto perché la bocca del pesce assomigliava all'apertura praticamente dello piccione, sempre lo piccione, l'apparato riproduttivo, non il piccione questo. Vabbè, quindi in questa figura era disegnata da un soggetto dove appunto le parole praticamente illeggibili, ma sembra che è stata, qua sta scritto, questo non ne sapeva niente, ci viene basso da noi, che sembra, diciamo, che è stata praticamente indossata dai cristiani, i pellegrini, per un sacco di tempo, come scettro, no? Della Vergine. È comunemente descritto come ok, come la Madre Santa è il figlio nella porta della vita. La Madre Santa è il figlio nella porta della vita. La porta della vita, c'è cos'è? Ovviamente lo pesce, tu di dove è nato? È nato dentro la fessura dello bancomat? No, ovviamente, no? Quindi il pesce è molto noto, simbolo religioso, sacro, e originariamente tu Ishtar, Isis, Venus, che sarebbe vergine, appunto, e giapponese Quan Non. E invito tutti quelli che studiano giapponese a andarsi a leggere queste cose perché non ste diciamo puttanate qua, sono sempre Morpheus, ricordatevelo. E altri dei di natura sessuale. Non ci si scherza qua, ognuno. Era anche frequentemente associato col sole, ovvio perché no? L'aureola. Questa sarebbe un'altra lettura che faremo in futuro, penso, quando vi pigliate un'altra pinnola rossa. Nell'opinione di alcuni scrittori, lo pesce diventano simbolo di abbondanza perché per via della sua fecondità, no? Fecondità c'è. Ci sono niente in capo che tutti dicono che lo pesce è afrodisiaco. Sempre da stiamo, vabbè, la fecondità. E anche perché la sua bocca, quello che vi dicevo io prima, era pensata di assomigliare all'apertura dell'utero. Ok? Qui non so puttanate di Morpheus, sto leggo solamente in un libro. Era un simbolo degli egiziani, della dea egiziana Hathor, e era indossato come un amuleto per portare felicità domestica, dipende, sto rascano sempre, che felicità è così, abbondanza e prosperità generale. Poi, diciamo innanzi, per quanto su tutti i dettagli, praticamente in ogni dettaglio di dipinti antichi e le sculture c'è un significato definito, c'è più di una remota possibilità che un peculiare sangue, mamma che fuga, muerte di Morpheus, un peculiare occhio, la muerte di Morpheus sarebbe lo dio Morfeo, non credo lo sueno, non io. Comunque, peculiare occhi a forma di pesce che gli egiziani, praticamente gli artisti egiziani davano ai loro dipinti sulle donne, sulle figure femminili, che originava praticamente nel credo che il pesce era simbolico della natura sessuale e la donna appunto è l'oggetto, diciamo, il simbolo della sessualità
per lo stesso motivo di prima, perché dà la vita, ovviamente, grazie, non è la cosa più importante lo sesso, ma è la cosa più importante che dai la vita, ovviamente, no? Ci raschi in una certa maniera, poi dopo 9 mesi essere un nuovo piccino. Vabbè, detto questo, quello che dice qua lo cristiano, che non si sa più niente, ha scritto solamente questo libro e poi probabilmente l'hanno fatto fuori. Oppure Ido si è cagato lo cazzo perché ha visto un sacco di cristiani che non capiscono un cazzo niente, si è suicidato. Vabbè, infatti ci vedete le dipinte egiziane stanno sempre con le uecchie, facete caso alle uecchie delle femmine, tengono sempre una specie di trucco che non c'è come lo make up che si mettono le magliette di mo', però ed è a forma di pesce, c'è veditelo? Aspetta, non so se ci sta qua anche una cosa, vediamo, no, questa è una madonna. Comunque qua di nuovo, sì, forma di pesce, per quelli che non ci hanno visto ancora le fotografie, questa è sempre forma di pesce, che è sempre la stessa cosa pure dello piccione, ricordo solamente, vedi qua proprio, qua numero 4 stiamo proprio da, cioè pare che è proprio un pesce, e qui fa vedere le varie sviluppi di sto, cioè, che questo è pure lo, no? Ma che dico, stai bisogno ve lo dico? Qua stanno pure le pile, no, tra poco. Sangue di Giuda. Vabbè, torniamo a Giuda qua. Quindi, egiziani, sì, c'è vediamo questi fish eye, vediamo se si trovano qua. Vediamo, Egyptian fish eye, vediamo se esce fuori. Sì, vabbè. Certo che Google è puro stuedo. Fish hide forse. Face. Boh. Eccolo qua. Forse qua. No, ne stava uno, non mi ricordo quale farà onessa. Vediamo cos'è. Però sì. Vedi? Qua. Pesce. Qua pure, pesce. Avete capito ciò che dico, insomma, va. Non c'è che si mettevano l'ombretto, non so come cazzo si chiamano quelle cose che si mettono le bagnette, però vedete qua, comincia da qua, finisce qua, un pesce di qua e un pesce di là. Torniamo a noi. Quindi questo sta dice quando sta dice fish shaped eyes, vediamo qua, fish shaped eyes, vediamo, ecco qua, vede, pesce. Vabbè, quello che abbiamo visto prima bastava, dai, poi ve l'avete cercato voi, queste puttanate. Quindi tornando indietro, qua c'è un'anzi, in Scandinavia, no, sostanza è data a questo pensiero, dice questo qua, del fatto che in India Parvati, la madre delle madri, è ogni tanto descritta come Minakshi, oppure a forma di occhi, nel senso che è da Kimakshi, cioè dallo sguardo amoroso. Quindi c'è vuol dire che in pratica scherzando Minakshi significa che c'hai gli occhi a forma di pesce, ma faccio rima questa parola che è di Kimakshi, che significa che tiene lo sguardo amoroso. Quindi se uno tiene le orecchie amorosi, si dice, la chiamano così, fanno questo gioco di parole fra occhi a forma di pesce e sguardo amoroso. Vedete, ma voi avete imparato pure una parola indiana. Ciate in India e ci vedete e dicete Kimakshi. In Scandinavia, lo pesce, ora arriviamo qua alle cose proprio delle vanne nostre. In Scandinavia, lo pesce era un simbolo comune di Frigia o Frigia, come cazzo si pronuncia, questo non lo so. La dea del matrimonio, da appunto da dove proviene il nome del sesto giorno della settimana, cioè in inglese sarebbe Friday, no? In tedesco potrebbe essere Freitag e mi sa in scandinavo si dice Friat, una cosa del genere, insomma, proviene appunto dal pesce. E mo vi dice scritto in Cina,
il legno, il metallo, la ceramica e le rappresentazioni dello pesce, carp, deve essere lo carpo, non so come cazzo si chiama, deve essere un tipo di pesce, dice solitamente questo tipo di pesce, so praticamente piazzate sopra alla lamia delle pagode come talismane di fecondità e buona fortuna. Quindi questi qua sopra la lamia, sopra il tetto della casa si mettono praticamente queste cose a forma di pesci che dice che porta fortuna e fecondità. Perché? Perché appunto proviene da un vecchio simbolo sessuale. Lo Joshua, che cazzo è Joshua? Non mi ricordo, comunque quello della Bibbia. A chi è esperto questo lo trova. Tra la Bibbia si descrive, viene descritto come il figlio di Nun. Ora, non c'è mai tanta annanza, ma sapete che Nun in inglese significa suora, è puro in tedesco, è puro in altre lingue, insomma. E qua dice Nun, quindi il figlio, nella Bibbia dice che era figlio di Nun, che è una parola dove in ebreo significa pesce e donna. Quindi la suora praticamente sarebbe donna pesce. Infatti ci vedete come sono vestute. Vabbè, più che altro decido pesce e donna, quindi qua ritorniamo di nuovo allo pesce di Mammeda, cioè lo pesce che significa appunto lupiccione, cioè per fare proprio un legame, la figa. E voi dite, ah, esiste pure la figa, che c'è pensate che non ci sta scritto con faccia che parla pure della figa? Ma questo più avanti, vediamo mo'. Quindi, più che altro, dice sì, lo pesce e la donna più che altro intendevano le parti sessuali della donna. Quindi l'uso e costume riguardo i semiti, scusate, di mangiare il pesce venerdì sembra essere associato in tempi remoti al credo che mangiare il pesce di venerdì abbia praticamente aiutato la lussuria nel senso di appunto di sesso e la virilità. E quanta volta mamma mi ha detto e oggi si mangia pesce che è venerdì. Stiamo a perdere. Comunque, ci cazzo lo sapeva niente che era per promuovere la virilità. Infatti io poi la sera, capito? Vabbè, diciamo un'ansia. Quindi sì, praticamente questo uso semita appunto che di mangiare lo pesce di venerdì era praticamente per promuovere la gioia della ska. Detto proprio in maniera che a YouTube non ce l'ho mai capito, ma mai. Per quello di cui quanto è forte capito lo dialetto, che potremmo praticamente essere pure non censurati, potremmo dire che cazzo volevamo noi, è fuori da capo. Gli arabi, gli ebrei e altri semiti considerati, consideravano praticamente venerdì di essere il giorno della donna. Quindi il giorno della donna, il giorno della donna, per quanto voi potete crederci, la donna lo venerdì attraverso questi usi vuole rascava. In pratica lei pretendeva, ci leggete il resto dello libro, che l'uomo si era protegato e era rascato. C'era l'uomo che la teneva musciata e tanto non gli stava di Viagra, la donna non ci faceva uno scaragatone da mazzate. Questo è quello che vi posso tradurre in poche parole. Il giorno particolarmente dedicato a Ishtar, Astarte, Milita, Beltis, Venus, che vi ricordo sarebbe Venere, Isis come volete voi, e altre dee della fertilità. Quindi vi faccio dare un'altra occhiata a questa immagine. Vedete qua, questo è il nostro simbolo cristiano, ovviamente. Vedete qua, questo è antichissimo, ora vi faccio dire su quale libro si può andare a trovare questa incisione. Naturalmente qua questo piccino che nasce da dove? Dallo pesce, no? La forma dello pesce o piccione, che mo' ho capito che praticamente nonostante c'è gente che si possa accanire e dice no ma questo qua è un segno religioso, sì ma non ci lo trovi un poco strano che questo piccino stesso proprio di qua è la forma dello pesce
o dello piccione, o dello vesica, come si chiama praticamente in altre lingue, e di tutte queste cose che sono documentate. Cioè, vediamo subito di dove è questo coso. Numero 5, qua, SD5, la Vergine Maria addirittura, dallo Spirito Santo, quindi questo qua è lo Spirito Santo. All'epoca ancora non c'erano assunto le... vabbè, c'erano i nemici che fanno un discorsi che sono luenghi. Spirito Santo nella forma di un piccione, quindi qua si fa il collegamento fra pesce e piccione. Parliamo sempre della stessa cosa, sempre la stessa cosa. La vita nasce dalla vita, è sempre la donna che dà praticamente la vita allo piccino. Diciamo innanzi, abbiamo finito quasi per concludere qua sopra, ragazzo era qua, questo. Per concludere, sopra lo pesce, ma farete questa cosa che ho fatto prima. Qua, a ci stai vedere questo video, si sta facendo una cultura, la muerte sua. Allora, io vi ricordo che sto parlo sempre in dialetto perché sennò ne censurano tutte cose qua sopra YouTube perché sono peggio che c'è gli mano in una chiesa. Vabbè. Quindi, a seconda di sto Mr. Austin Henry Layard, come cazzo si chiama Ido, i segreti, i vespri segreti si offrono worship, come cazzo si dice? Non ci mi sto ricordando, ma comunque adorare, ecco, adorare le parti sessuali delle donne e pagare la loro devozione ogni venerdì notte. Qui, quello che diceva io prima, i mariti di mohammediani che fallivano a Rashka, vi faccio una traduzione veloce, le loro donne praticamente di venerdì notte venivano veramente trattate male, hanno rischiato distruzione domestica e armonia e anche armonia dentro la casa, dentro la famiglia. E in Turchia c'era un canone che veniva sempre, come dire, proclamato, che diceva la moglie sì, la moglie praticamente pretende che da giovedì notte allo stesso orario di venerdì notte, praticamente l'uomo era stato completamente ai suoi doveri, l'era accarezzare, l'era rascare, era fare tutto quello tutto sempre fino a venerdì notte. E questo si chiama il Sabbat turco. Vabbè, diciamo innanzi, va. Se il marito si attiene addirittura, se il marito si attiene a queste regole, vuol dire che non sono conseguenze materiali. Cioè vuol dire che la moglie probabilmente lo scoppiava da mazzate. Tanto è vero che ci sono alcune culture dove ancora fanno delle feste dove le femmine pigliano le mazze e ci danno un capo alle marite. Potrebbe essere anche comunque legato a questo, a tutta sta radice, insomma. Ma design convenzionale che rappresenta due pesci. Qua è interessante che torniamo lo pesce di mammella. Ha due pesci in un cerchio, chiamato la grande monade. È uno dei più vecchi simboli del maschio e il femmina, dei principi del maschio e femmina. Scusate, ma quando faccio la traduzione a volo che fanno poco nanzi al rete. Ed è trovato praticamente tra tutto l'est più lontano, insomma, più lontano est. In India e Cina in pratica è chiamato Lu Yin e Lu Yang, quella famosa cosa che vedete sempre, che è la cosa nera e la cosa bianca. In pratica, quello che dice qua è che il nero, la parte nera è la parte femminile e la parte bianca è la parte maschile. Ora dice, e c'è la parte nera e la parte femminile, perché appunto, essendo che lo pesce è legato all'apparato
riproduttivo femminile, la parte nera è vista come femminile perché appunto lo buco dello piccione è appunto più scuro. Quindi siccome lo bianco invece maschile è alla luce del sole, ci tiene la pizza intostata a mare e te la vedono tutto, la femmina invece sta intostata, non lo vede nessuno, picce sta entrando un buco, ok? Quindi lo nero, entre lo yin e lo yang, lo nero face parte della femmina, lo bianco face parte del maschio. Detto questo, va, poi in 2 secondi l'ho spiegato. E c'è Morpheus. Comunque in giapponese la stessa cosa è chiamata in e yo. E a quanto pare, quando parlavamo prima di appunto di Rupiccione, che era Yoni, alla fine in giapponese yo, in, e quando si mettono insieme in e yo lo chiamano Ioni, quindi si ricollega pesce con piccione, quindi piccione mammata, pesce di mammata, stessa cosa. Lo segno dei pesci, quello lo zodiaco praticamente, appare appunto assomigliare un sacco a quello dello yin e lo yang, ci facete caso, cioè se un pesce così, no? E c'è un altro pesce totalmente al contrario così, praticamente. Io saccio disegnare come una pizza, ma avete capito ciò che dico, va? Se un pesce così e c'è l'altro pesce così, se uno al contrario e l'altro puro. Quindi i due dice appare che tiene le stesse origini e significato della grande monade. Yang, il positive, quindi yang sarebbe veramente lo principio positivo, cioè sarebbe lo principio maschile, no positivo, cioè le mascole non ci sono a montare la capo, dice io sono lo principio positivo, no, c'entrano cazzo, vuol dire solamente che tu sei positivo e lui è negativo, perché è negativo perché appunto sta in un buco, è negativo, ok? E combinate formano lo yi, che praticamente significa gli elementi dell'essere. È ovvio, ci metti insieme lo yin e lo yang e sono un piccino, quindi tu è nato, no? Tutto chiaro. Sempre apparato riproduttivo, lo yin e lo yang insieme praticamente fanno a sé un piccino. E tu nasci, cresci, e sei un cuglione e veggeranno e voti pure, capito? Qui è il problema, però questo non dice niente questo cazzo di libro, poi comunque non è problema suo. Chi capisce lui è capace di esprimere tutte le combinazioni di esistenza, e questo lo sapevo, può essere una femmina, può essere un maschio. Vabbè, questo spiega un sacco di cose lo yin e lo yang che a me non ci interessano, noi che abbiamo capito è che lo pesce di Mameda e lo piccione di Mameda sono la stessa cosa, provengono da 3-4 mila anni prima ancora che la religione cristiana veniva praticamente inventata, e niente, è fuori da capo. Quindi qua ti faccio vedere arredo, c'è scritto qua, Cristo in una vesica Pisces, che significa appunto questo coso dello pesce, vedete qua? Sembra la stessa cosa, sembra così. Non teniamo tempo per spiegarci che significa questo, però in breve, no, non ci teniamo tempo. Quindi diciamo questo è un'incisione del XI secolo negli angoli di un design, sì, ok, le 4 bestie di Ezechiele sono qua, ma non teniamo anche tempo, qui parliamo solamente del piccione e le pesci. Io sto scevananza perché sto trovando un'altra cosa, io voglio trovo, gli ho detto prima che esisteva pure qualche cosa riguardo la figa, cioè dici, c'è pure la figa da mamma, e mo ci vediamo pure la figa da mamma, brevemente, giusto per dare una parvenza di quello che sta succedendo. Allora, abbiamo fatto qua Photoshop della pizza, fa lo zoom intra, ok, dove è qua? Qua non ci interessa, vi ricordo, c'è pigliato questo libro prima che lo levano fuori dalla produzione, io non ce ve lo tocco anche perché io sono intoccabile, sto l'altra mano dello Matrix. Ok, qua se venenze, qua dice che la mennula, ovviamente è un simbolo pure femminile, non a caso si chiama mandorla e non è mandorlo,
in Egitto, infatti assomiglia pure no? Allo piccione, allo simbolo dello piccione. Vabbè. The fig, che significa lo fico o la figa, era un altro simbolo sessuale abbastanza conosciuto in giro. Il frutto del figo, quindi dell'albero, facete caso che lo figo si chiama in maschile, invece lo frutto si chiama figa, era visto come simbolo dell'utero vergine, ok? Al contrario della pomegranate, che cazzo è pomegranate? Questo me l'ho scordato, ma mi avete scusato un attimo. Pomegranate, che cazzo vede? Ah, sì, sì, un melograno. Che al contrario del melograno che rappresentava l'utero in gravidanza, praticamente. Quindi, torniamo. La figa face parte praticamente simboleggiava praticamente l'utero vergine, invece un melograno o la melagrana, come cazzo si dice, simboleggiava l'utero in gravidanza. Quindi, la foglia di figo, non a caso pensateci, cieca si mette la foglia di figo innanzi alle genitali, vabbè, la foglia di figo invece era di un simbolo maschile, perché le tre fogliette che formano la forma di figo praticamente suggerivano la triade maschile, che qua non ce la posso spiegare perché sarebbe un altro discorso. Diciamo innanzi con la figa. Quindi lo figo, l'arlo dello figo era considerato ancora più sacro quando veniva intrecciato con la palma. Le due praticamente venivano chiantate praticamente tutte e due insieme attorno ai templi nell'est. Mo, la prossima volta che ci digeranno, vi dite dove stanno chiantate le fighi, dove stanno chiantate le palme, facetevi do conto in capo. Comunque, questi usi e costumi ancora vanno avanti in India. Quando gli alberi sono appunto abbracciati, gli indiani appunto dicono che Kalpa è sviluppato. Perché praticamente cioè, abbracciandolo, l'arlo, praticamente dicono che la sua energia femminile, praticamente l'abbraccio causa praticamente la rivoluzione del tempo. Cioè cos'è la rivoluzione del tempo? Sembra la stessa cosa, cioè la rivoluzione, il rinnovo della vita, cioè Rashkafa file, Rashkafa file, Rashkafa file, insomma. In India e Cina è proprio finito, un piccolo piatto d'oro nella forma di una nella forma di pure qua vedi puttane nella forma praticamente di un figo d'India rappresenta praticamente i genitali maschili ed è attaccato alle donne al collo delle donne quando si sposano. Questa cosa la fanno ancora oggi in India. Quindi sta una foglia praticamente di lo figo indiano, l'arlo, praticamente attaccato al collo praticamente quando si sposano. Ora c'è successo quando i missionari cattolici hanno cercato di convertire pure questi cazzo di indiani perché non ci bastava solamente delle vanne nostre e ci hanno fatto, hanno cercato che cambiano la croce invece dello figo, dalla foglia di figo, no? Quando si sposavano e gli indiani nonostante alcuni parecchi sono convertiti e in pratica aspetta sto registro in pratica c'è successo in pratica sono incazzato, ho detto sì, va bene, convertimo, però facitene rimanere comunque la foglia di figo. Quindi ci hanno fatto in pratica, hanno messo la croce, però l'hanno sostituita praticamente mettendo una foglia di figo attorno intra la croce in pratica. Quindi l'indiano ha detto sì, 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 ne convertimo allo cristianesimo, però la foglia di figo non ce l'hanno levata, perché qua la facciamo a 2000 anni, insomma, va. E qua niente, alla fine c'è scritto figo o figa in Europa, è
è veramente vecchio, volgare modo di dire gli organi maschili, quindi cosa o non abbiamo sbagliato noi o sono sbagliato loro. A un punto era probabilmente la foglia di figo probabilmente organo maschile e la figa invece lo pesce, insomma. Comunque ovviamente avevo fatto innamorare di sto libro. Infatti qua in America alcune prise che avevano ovviamente o delle vanno in est, la Spagna, quello che è, dicono I don't care a fig, che appunto significa non me ne importa un figo, fico secco, capito come diciamo noi. Comunque abbiamo capito tutte cose, insomma, va, mo sapete, da dove è nato lo piccione di mammata, dove è nato lo pesce di mammata e dove è nato la figa di mammata, se vogliamo. Se non ci avete capito buono, ovviamente, mandate rete e video la rete, insomma, va. Mettete un mi piace, un commento, soldi non ne volimo, facciamo doppiaggio o delle puttanate, ne divertimo, però facete commenti, facete condivisione, qualsiasi altra cosa, perché comunque su YouTube non ci vedi questi numeri, a poco ne zeccano a mannà alla 20ª pagina, quindi quello facciamo vedere queste cose che non mi fa un culo, quindi non vi vergognate. Mettete un commento, mettete una puttanata, quello che volete voi, va bene? Carne. Sì, mandiamo lo spot finale di questi due pizzarroni qua che fanno. Che metti, va, metti tutte queste cose qua. Occhio al labiale, sì, anche perché ultimamente, che dico, tutti questi doppiaggi che stanno e fanno. Cioè non ci compaiono con il labiale, ma come cazzo è? Che ridite pure voi che facete, vabbè, c'è un oh, qua ci volete mandare qualsiasi messaggio, è scritto webmaster.faggianotte@gmail.com. Faggianotte, occhio al labiale, beh, c'è facile in culo,